Ogni domenica sera alle 19 in diretta, siamo in replica a mezz'ora dopo la mezzanotte sempre della domenica e soprattutto siamo in replica sul canale 605 Mediterraneo Sat lunedì a partire dalle 21:30 ed il martedì alle 18. C'è una terza ulteriore replica su un altro canale, il 694 Mediterraneo News, lunedì alle 14. Salutiamo in postazione Mario Cardone, con lui parleremo del campionato di promozione, un campionato ingarbugliatissimo, 4 gironi intensi. Come finirà secondo te con la Leonzio? O meglio, Sicula Leonzio, io dico sempre la Leonzio. Sicula Leonzio oggi ha approfittato del riposo delle altre due gelesi in testa alla classifica. Attenzione che abbiamo il mister qua del Santa Croce. E parleremo anche di questo, con lui. chiaramente. Benissimo, certo. Benissimo, perfetto. Ok, allora a questo punto diamo subito lettura dei risultati del campionato di promozione, il girone A, Jessica, girone A, risultati e poi subito la classifica e la commentiamo insieme a Mario Cardone. Sì. Castellammare Accademia Licata 2-1, Sciacca Audace Partinico, partita rinviata. Delfini Vergine Maria Città di Carini 1-1, Salemi Favignana, partita rinviata. Casteltermini Folgore Selinunte 1-1, Raffadali Libertas 2010 4-0, Aragona Ligny Trapani 0-0, Borgata Terrenove Siculiana 2-5. Bene, allora classifica in testa ai Raffadali. Mario. Sì Ettore, innanzitutto la lettura di questa classifica continua a essere ostruita dai continui rinvii, oggi altri due, il maltempo diciamo che sta facendo andare un po' a rilento il campionato. Innanzitutto possiamo dire che il Raffadali aveva vinto anche il turno infrasettimanale, la gara di recupero in realtà il 28 gennaio, 3-1 la Favignana fuori casa. Questa vittoria vale il primato solitario quindi con la Folgore che tra l'altro pareggia, e questo è un pareggio che non ci aspettavamo, anche se il Casteltermini comunque non è che sia una squadra facile, sta in mezzo alla classifica ma in casa ha fatto i suoi risultati migliori. Poi che cosa possiamo dire di questo campionato? Lo scontro diretto tra Raffadali e Libertas era la gara più attesa di tutte, la gara equilibrata, no, purtroppo no per la Libertas che perde 4-0 e quindi questo potrebbe anche un po' pesare sul morale dei giocatori di questa squadra. Questo è un campionato molto interessante anche perché è equilibrato nella zona bassa della classifica, non esiste un campionato di promozione che veda le ultime due classificate al momento che siano in gioco per evitare la retrocessione diretta. Per esempio l'Audace Partinico oggi non ha giocato ma a 18 punti potrebbe anche raggiungere Favignana e Carini. Nel turno successivo abbiamo qualche scontro importante oppure sarà una giornata tranquilla? Ma tranquilla no, perché comunque la Siculiana si è appena rilanciata in zona playoff, cerca di mantenere il distacco dei 10 punti con la seconda classificata, giocherà con Raffadali, quindi questa è una partita sicuramente da tenere d'occhio, oltre al riscatto della Folgore contro l'Accademia in casa. Bene, adesso passiamo subito all'altro girone, parliamo del girone B, anche in questo caso un girone importante perché insomma c'è stato un po' di trambusto in qualche risultato. Parliamo del girone B, anche in questo caso sesta giornata di ritorno, Jessica con i risultati. Merì Castelbuono 0-0, Cefaluccia Pazzi 2-1, Cuspalermo Città di Mistretta 2-0, Città di Campofelice Roccella l'Iniziativa 2-0, Montemaggiore Mamertina 1-1, Stefanese Real Calcio 1-2, Rocca di Caprileone Sant'Angiolese 3-0, Città di Sant'Agata Militello Sinagra 0-1. È stata una giornata favorevole per la squadra di Rocca di Caprileone, no? Sì, perché... Però Castelbuono è lì, eh? Esatto, io partirei dal basso, però facciamo un po', invertiamo l'ordine del nostro commento. In basso importantissimo il successo del Real Calcio in casa della Stefanese, si fermano anche l'Iniziativa che vede adesso il Militello a 4 punti, quindi insomma la scalata verso la salvezza si fa un po' dura. Zona playoff, grasse risate dalle parti del Cus Palermo perché vince la squadra palermitana 2-0 dopo
doppietta di Picone, però se vi ricorda qualcosa vi farà sicuramente anche un po' ridere. Poi in vetta alla classifica, come abbiamo detto, il Castelbuono non perde, raggiunge il 14° risultato utile consecutivo, ma pareggia in casa del Merì 0-0, e questo però costa il primato, come dicevamo, al Castelbuono. Sono adesso 2 punti di distacco da una Rocca che non vuole fermarsi proprio e ha vinto ancora. Ecco, 3-0. Rocca di Capri Leone che l'anno scorso insomma, ha disputato un buon campionato di eccellenza, poi è retrocessa, adesso sembra con tanta voglia insomma, di ritornare prima possibile nel campionato di eccellenza. È una società molto organizzata, l'anno scorso ci aveva sorpreso, 2 anni fa aveva vinto il campionato di promozione. Che ne dici? Come la vedi questa cosa? Perché il Messinese è sempre un girone con tanto budget. Sì, E con questa parola dico tutto. è una squadra, una società che non conosco personalmente, però devo dire che ne ho sentito parlare benissimo, addirittura mi hanno detto che è tra le squadre più forti dei 4 gironi di promozione. È vero, è la conferma. Direttore, c'è molto budget, dico Sì, bene? sì, il Messinese Il ce Messinese in questo momento è pieno di budget. Esatto. Molti diranno, ma che vuol dire budget? Nel senso, ci sono molti soldi, cioè, i budget delle società sono Oltretutto hanno considerevoli. anche molte scelte di giocatori, quindi... È vero, è vero. Allora, prima di parlare degli altri 2 gironi del campionato di promozione, quindi avere anche poi una visione più completa con la presenza di mister Lavaccara, dicevo, prima di parlare del girone quindi C e D, dobbiamo fare una parentesi legata al campionato di terza categoria, perché noi ogni tanto, noi di Penalty, ci congediamo queste parentesi a dimostrazione che vogliamo veramente raccontare il calcio di tutti, e lo facciamo adesso appunto raccontando questa potenziale nuova favola di una squadra di Augusta. Augusta ha in questo momento una squadra importante nel campionato di prima categoria, la storica Megara Augusta, ma da quest'anno in terza categoria si sono rimessi di nuovo in gioco ed è spuntata una nuova società che si chiama Sporting Augusta. È un progetto che nasce quest'anno e nasce in condizioni, oserei dire, proibitive, un progetto difficile che nasce da una sfida, dimostrare che in una città che in questo momento è in grave difficoltà, ricordiamo che Augusta ha avuto commissariati gli organi istituzionali per infiltrazione mafiosa, non ha un campo di calcio dove praticare sport e non c'è la possibilità di fruire di alcun contributo da parte dell'amministrazione comunale. Quindi in questo status quo, in condizioni estremamente difficili, noi abbiamo accettato questa sfida con imprenditori, professionisti, dirigenti che ho chiamato a sedersi attorno a un tavolo, alcuni dei quali sono qui accanto a me, per dimostrare che è possibile fare sport anche a fronte di grossi sacrifici, facendoli sostenere e guidare dalla passione e dall'entusiasmo. E come ha risposto Augusta a questa vostra voglia di far ritornare il calcio che conta in questa bella cittadina? Ti dirò che tra un inizio diffidente stiamo riscuotendo adesso grande simpatia da parte degli sportivi, ci vengono a guardare. Ricordiamo che questo progetto ha soltanto 4 mesi di vita, noi siamo partiti a settembre fruendo e facendo leva soltanto su giocatori singolati. Oggi, dopo il rafforzamento nel mercato di dicembre, abbiamo un parco giocatori di 28 componenti. La stragrande maggioranza sono giocatori che hanno militato nei campionati superiori, questo ci riempie d'orgoglio perché quando al proprio organico si aggiungono elementi che provengono dalla promozione della prima categoria è segno tangibile che stiamo operando bene, stiamo lavorando bene. Del resto l'organizzazione c'è, la società è solida e possiamo essere orgogliosi anche di un piccolo record che ci terremmo a conservare fino alla fine della stagione. Siamo tra le 13 società
su 545 siciliane affiliate alla FIGC dalla Serie A alla terza categoria che ancora non hanno conosciuto l'amarezza della sconfitta. Adesso comincia il bello, ho detto ai miei ragazzi, si farà dura perché abbiamo degli scontri importanti e ostici, ma speriamo di mantenere questo piccolo record fino alla fine del campionato. Mimmo Grasso, mister della Sporting Augusta, nuovo progetto per una bellissima realtà qual è appunto Augusta. Sì, senz'altro. Si sta provando a fare qualcosa di importante ad Augusta nonostante le grosse difficoltà strutturali. Questa è una società nuova, nasce non più di 4 mesi fa e stiamo cercando di fare qualcosa di carino. Tra l'altro viene da grandissime esperienze precedenti, anche in categorie molto più importanti. Adesso ritornare in questa categoria è più difficile, ma probabilmente c'è più entusiasmo. Sì, è difficile, non è facile accettare sotto questo punto di vista, però l'entusiasmo c'è perché si lavora per un qualcosa di bello per il paese dove si abita. Ecco. Adesso questo Sporting Augusta indubbiamente ha un obiettivo, quello di vincere il campionato e quindi raggiungere questa sospirata promozione. Ci proveremo fino alla fine, è un nostro obiettivo, non sarà sicuramente facile, ma ci proveremo con tutte le nostre forze. Spiegami bene, Ciccio Rametta, da commentatore a calciatore, generalmente come hai detto bene tu si fa al contrario, quindi che ci fai qui? Rompiamo un po' gli schemi, Ettore, sembrava la mia carriera, molto tra virgolette, finita. Non è ancora finita. Evidentemente no, perché ci voleva un progetto entusiasmante per riaprirla ed è arrivato. Senti, ma questo Sporting Augusta vuole veramente diventare una squadra importante per il territorio, dietro c'è un progetto serio da parte di tutto il gruppo dirigenziale, ma credo che anche dal punto di vista tecnico la squadra risponda veramente alla grande, a quelle che sono le esigenze di una categoria che non è facile, quella della terza categoria appunto. Sì, ci sono molti, la terza categoria viene inquadrata secondo me in modo sbagliato, perché ritrovandola dopo tanti anni è un campionato completamente diverso. Squadre con ragazzi giovani, vogliosi, atleticamente preparati, quindi un campionato difficile sotto tutti i punti di vista. Qui noi abbiamo trovato il clima ideale per affrontarlo. Io amo dire anche con i miei compagni che noi stiamo affrontando la terza categoria con una mentalità da promozione minimo. Abbiamo un gruppo dirigenziale che non ci fa mancare niente, un mister che ci rispetta, tra di noi si è creato un gruppo bellissimo, anche se già molti ci conoscevamo e ci siamo solo ritrovati. E quindi niente, non ci manca niente, solo il campo dobbiamo fare parlare. Antonio Gattuso, questa terza categoria sembrerebbe una categoria stretta per te, però ogni categoria ha una sua storia e tu la storia insomma l'hai fatta nel calcio dilettantistico. Affrontare un campionato importante come quello dello Sporting Augusta è comunque una prerogativa importante perché rappresenta una bella cittadina. Certo, è normale, anche perché ci teniamo tutti a fare bene quest'anno, la società è nata da poco, presidente, mister, dirigenti hanno una voglia di rivalsa veramente di poter portare il calcio italiano, il calcio di Augusta ai livelli che contano e quindi ce la stiamo mettendo tutta. Ecco. Io personalmente spero di poter dare il mio contributo ancora. I gol, però sai mister, tu i gol alla fine se non vengono i risultati poi non servono a ben poco. Io spero insieme ai miei compagni di arrivare a questa benedetta promozione affinché ci togliamo tutti quanti delle belle soddisfazioni. Chasing down the days of fear, chasing down a dream before it disappeared. I was aching to be somewhere near your voice, was all I
È un progetto ambizioso che nasce quest'anno, ma non finisce quest'anno. Noi contiamo di prorogarlo alle prossime stagioni, magari allargando la società, organizzandoci in maniera ancora migliore, facendo leva sulle energie, sulla linfa vitale a livello imprenditoriale, sulla passione degli sportivi augustani, per cercare di ridestare quell'attenzione che anche grazie ad altre società questa città sta riscoprendo dopo anni di oblio sportivo. I sogni per rivedere un'Augusta sempre più in alto probabilmente possono anche partire da una bella società qual è appunto lo Sporting Augusta. Diamo gli indirizzi per recuperarci attraverso i social? Volentieri, riepiloghiamo, il nostro indirizzo mail è programmapenalty@tiscali.it, la pagina Facebook prende invece il nome dal programma appunto Penalty, scriveteci e insomma parliamo insieme di questi campionati, oltre che di Jessica, visto di tantissimi messaggi che gli arrivano. Insomma. Ma anche a noi dovrebbero mandarci qualche messaggio, no? Infatti. Allora, volevo salutare a Catania l'arrivo dell'allenatore del Trecastagni. Se non sbaglio è già in postazione, momentaneamente abbiamo salutato in modo marginale il giocatore del Belpasso Terranova, tra poco comunque lo rincontreremo. Mister Barbagallo, buongiorno, anzi buonasera, ben trovato. Buonasera a tutti, buonasera Ettore. Allora, partita Buonasera. Importantissima, tra poco parleremo anche di questo scontro contro il gruppo di Coppa, ovvero lo Sporting Taormina. Guardiamo i risultati e la commentiamo insieme anche a te, ok? Perfetto, allora, risultati, carissima Jessica, campionato di promozione, girone C, vai. Aci Sant'Antonio, Aci San Filippo 6-0. Città di Randazzo, Città di San Filippo del Mela 2-2, Troina Ionica 4-0, Real Aci Pistunina 1-0, Atletico Pedara Randazzo 3-0, Promende San Gregorio 1-0, Spadaforese Terragrotta 2-1, Sporting Taormina Trecastagni 0-0. È finita dunque in parità la partita più importante di questo girone tra Trecastagni e Sporting Taormina. Facciamo un sunto completo del girone, poi abbiamo anche delle immagini, sì. E tu che sei stato l'inviato ci potrai raccontare in prima persona dell'incontro di Taormina. Certamente Ettore, innanzitutto il pareggio tra queste due squadre permette a Promende e Troina di rientrare, anche se forse momentaneamente, per la lotta playoff, perché i punti di distacco dal Trecastagni sono 9, sia per Troina che per Promende, che vince ancora con gol di Schiepisi, tanto per cambiare. Vuoi vedere la classifica? Facciamo vedere la schermata, sì, in modo che così abbiamo un quadro più completo. La schermata per quanto riguarda questa classifica del girone C del campionato di promozione. Eccola qua, Sporting Taormina 49 e appunto Trecastagni 48. Vai. Oltre al Troina diciamo più niente dal punto di vista dei playoff, perché le altre squadre sono troppo lontane, compreso il Real Aci, che ha visto la vittoria contro il San Filippo del Mela praticamente invalidata, perché la partita era finita 3-2, ma il caso Costanzo era squalificato, non poteva giocare, ma invece ha giocato e ha anche segnato, quindi i 3 punti sono stati revocati e assegnati all'ultima in classifica San Filippo del Mela, che adesso è penultima. Poi in basso colpisce la terza sconfitta consecutiva del San Gregorio, che adesso se la vedrà col Città di Randazzo a quanto pare, perché l'Aci Sant'Antonio ha vinto e ci mancherebbe altro contro l'Aci San Filippo, che ne ha presi altri 6, 78 gol subiti, 3.8 di media a partita per l'Aci San Filippo, e quindi sembra battaglia 2 per i play-out in questo momento. Abbiamo già le immagini di Trecastagni contro il Taormina? Sì. Allora? È stata una partita dominata innanzitutto dagli assenti. Tu dici perché? Perché con quelli che mancavano alle due squadre si poteva allestire una piccola formazione vincente, tra Viglianisi, Orofino, dall'altra parte Casella, insomma erano moltissimi gli assenti. Il Taormina è stato secondo me un pochettino troppo timoroso nel primo tempo, ma il mister l'ho sentito contento perché i ragazzi si sono ben comportati e un pareggio andava più che bene per mantenere la classifica. La palla gol più importante di tutto il match nel secondo tempo, Barbagallo, non il mister ovviamente ma il
il Ninja sfugge ai due difensori centrali, poi però non è abbastanza... Ninja è un soprannome, sì, diciamo. è chiaro, è chiaro. Non riesce a segnare davanti al portiere, è stata veramente una palla gol colossale per il Trecastagno ovviamente. Perfetto, sentiamo un po' il mister. Allora, com'è andata secondo te questa partita, Alfio? Io ti avevo sentito telefonicamente la sera prima, eri un po' amareggiato perché forse non avevi sicuramente la squadra al top, qualche assenza di troppo, però poi ho visto che la squadra è stata decisa, determinata, ha portato via un pareggio pesantissimo a Taormina. Alfio. Devo dire che comunque le assenze non si sono viste perché i ragazzi hanno giocato al massimo, hanno giocato bene, avevo un centrocampo di giovanissimi con 2,97, 1,94, devo dire che si sono ben comportati proprio i giovani, abbiamo messo in serie difficoltà lo Sporting Taormina che è una squadra di primissimo piano. Non sono d'accordo col mister Coppa su qualche dichiarazione, non so che partita abbia visto lui, ma le occasioni che abbiamo avute noi, la più limpida come diceva il tuo collega è stata quella di Barbagallo che a 10 minuti dal termine poteva decidere l'incontro. Secondo me la partita è stata molto equilibrata, c'è stato un possesso palla nel secondo tempo leggermente superiore a favore del Taormina, però sì? Le occasioni invece più nitide le abbiamo avute noi. E purtroppo è andata male in quell'occasione, ma era andata male anche in un'altra occasione sempre con Barbagallo, con un diagonale, un colpo di testa di D'Arrigo che ha sfiorato l'incrocio dei pali, insomma abbiamo da recriminare forse più noi che loro. Alfio, settimana prossima giochi una partita non facilissima a Randazzo, come preparerete questo incontro? Allora, tutte le partite intanto sono difficili, sono tutte finali, sono squadre che devono raggiungere la salvezza e cercheranno con tutte le loro forze di mettere in difficoltà l'avversario di turno. Noi andremo a Randazzo, rientrerà Orofino, c'è qualche rientro in più perché noi abbiamo avuto le vicissitudini di Pedara dopo derby con delle squalifiche lunghe che adesso comunque abbiamo risolto. Qualche squalifica di troppo. Stanno rientrando i ragazzi e quindi siamo fiduciosi, continueremo a lavorare allo stesso modo con grande impegno e soprattutto puntiamo alla forza del gruppo che è un gruppo davvero buono. Abbiamo Mario Cardone che deve farti una domanda, Sì, mi raccomando, mister. Alfio è un tipo molto determinato, quindi sicuramente battaglierà sulle tue risposte. Io vorrei chiedergli innanzitutto quanto ha influito sul miglioramento che comunque c'è stato nel secondo tempo della sua squadra, dal mio punto di vista, il cambio di modulo con il 4-5-1 e Morina spostato leggermente sull'esterno, sulla mezzala. E la seconda domanda che volevo farle, mi conferma il passaggio di Giardina dal Trecastagna al Calcio Catania? Allora, per quanto riguarda il modulo di gioco, io ho giocato sempre col 4-4-2. È vero, confermo. Dalla tribuna per qualche minuto perché nel momento che ho fatto una sostituzione il nuovo entrato si è posizionato in una zona di campo che magari dava l'impressione di essere tornati a un 4-5-1, ma il nostro modulo è sempre quello, 4-4-2, che ci ha dato parecchie soddisfazioni. All'andata avevamo pure vinto con questo modulo contro il Taormina nell'altro scontro diretto, quindi non c'era motivo di cambiare. Per quanto riguarda invece il discorso Giardina, io giustamente questa è una domanda che sarebbe il caso di fare al nostro direttore sportivo, Lanzafame, e al nostro presidente. Io farei di tutto per trattenere il ragazzo, anche se è una grande opportunità per Giardina, un ragazzo davvero promettente, un 97 che ha fatto bene, ha fatto pure un paio di gol, ci sta dando una grande mano d'aiuto. In questa fase del campionato per me sarebbe certo ridurremmo un pochino il nostro bagaglio di giovani. Ma non bisogna tarpare le ali, non bisogna tarpare le ali, non bisogna tarpare le ali a qualche giovane che magari si vuole mettere un po' insomma in mostra, no? Alfio, diamo questa possibilità, certo perderai qualcosa, ma chissà, può darsi che potrebbe essere un trampolino di lancio per una bella carriera a questo tuo giocatore. Sì, sicuramente, per quanto riguarda la possibilità è giusto dare la possibilità al ragazzo, quindi io comunque ripeto è una scelta societaria, non spetta a me decidere. Fai solo l'allenatore, fai solo da questo l'allenatore. punto di vista, ecco, sarà la società che è abbastanza esperta, è organizzata bene, ha uomini competenti per prendere la decisione.
migliore in questo senso. Bene, grazie Alfio, rimani perché parleremo ancora con te. Una battuta velocissima con un altro allenatore del campionato di promozione, la Vaccara. Un girone indubbiamente a due, parliamoci chiaro, tra Trecastagni e Sporting Taormina. Come vedi il responso finale alla luce dell'attuale classifica che vede comunque la squadra di Coppa in testa? Secondo me è un campionato che si decide nelle ultimissime giornate perché sono due grosse squadre, tra l'altro un campionato che da quando abbiamo superato il turno di Coppa Italia noi del Santa Croce stiamo seguendo con più attenzione perché affronteremo il Taormina nei quarti di finale, per cui e quindi giustamente sappiamo che è una grossa squadra, ma il Trecastagni... Ci tenete la Coppa? Sì, tantissimo. Potrebbe essere sì. un'altra possibilità in più. L'anno scorso abbiamo rischiato di vincerla. infatti. Quindi. Allora, a questo punto chiudiamo con il campionato di promozione e lo facciamo con i risultati di quest'ultimo girone, no? Jessica, Sì, il girone D. D. Perfetto, a te parola. Palazzolo Belvedere 1-0. Atletico Catania batte Città di Catania 3-0. Comiso Macchitella Gela 3-3. Santa Croce Pachino 3-1. Priolo, Sicula Leonzio batte Sporting Priolo 3-0. Ragusa Sporting Battiati 2-0. Hanno riposato Gela e Atletico Gela. Allora, guardiamo un po' la classifica con la schermata. Sì. C'è un po' di confusione, nel senso che la Leonzio indubbiamente è avanti su tutti. Atletico Gela a 38, poi c'è il Gela a 35, c'è il Santa Croce con 34 punti. Tra poco parleremo anche con il mister, però come vedi tu che segui molto nei dettagli questo girone, Mario? Innanzitutto poi volevo chiedere al mister, che l'ha visto molto più di me, se, come dice Arturo Barbagallo, che sarebbe uno dei dirigenti più importanti del campionato in quanto ha avuto molte esperienze da professionista, questo sia una piccola eccellenza, un girone di promozione che comunque somiglia Tra poco ci tantissimo risponde. a un campionato superiore. Dal punto di vista delle considerazioni da fare, rientra anche l'Atletico Catania oltre a Santa Croce, che aveva perso la scorsa settimana, però secondo me hanno inciso quei 2 turni di riposo consecutivi che hanno un po' forse mozzato l'equilibrio della squadra. Facciamo vedere delle immagini della partita vinta dalla Leonzio, dalla Sicula Leonzio, ecco, per essere più esatti, a Priolo, vittoria netta. Sì. Indubbiamente i livelli sono totalmente diversi. Carbonaro arma letale, ha segnato il 7° gol se non sbaglio in altrettante partite, uno degli innesti più decisivi fatti a dicembre insieme a Concialdi dell'Atletico Catania, che ha segnato 5 gol in 6-7 partite. L'Atletico Catania ha vinto pure 3-0 nel derby contro un buon Città di Catania che mi hanno segnalato abbia giocato dei buoni primi 20 minuti prima di arrendersi alla superiorità degli avversari. Ha segnato anche Randis al 95esimo arrotondando il parziale. Qual era la domanda che dovevi fare al mister? Mister, è un'eccellenza 2 questo campionato di promozione? Assolutamente sì, ci sono le prime 8-9 squadre alla classifica che possono fare l'eccellenza benissimo. Un'eccellenza che comunque poi va preparata, perché non vorrei che il Santa Croce come al solito fa toccata e fuga in questo campionato di eccellenza. Una stabilità con il presidente probabilmente è stata già studiata a tavolino, no? Mi auguro, almeno penso. Ti posso dire che Santa Croce è una società da prendere come modello in quanto a serietà a 360 gradi. Siamo organizzati in tutto, per cui è pronta a fare benissimo qualsiasi tipo di categoria. Abbiamo delle immagini di sottofondo per capire bene questa Santa Croce che comunque è molto determinata ad ogni partita, cioè molla poco, fino all'ultimo sta in gara, pronta magari a fare il golletto che gli permette magari di vincerla questa partita. Forse è proprio una caratteristica tua e del tuo gruppo? Innanzitutto voglio sottolineare che ad allenare la squadra siamo io e Samuele Boncompagni. Sottolineiamolo perché è importante, perché tu ancora devi anche una cosa prossimamente diventare anche allenatore. È una cosa giusta. Siamo una squadra che siamo partiti per fare un campionato tranquillo. Invece domenica dopo domenica abbiamo preso tanta fiducia, abbiamo vinto delle partite importanti. E siamo una squadra che se l'è giocata praticamente con tutte, anche a Lentini contro la Leonzio non meritavamo di perdere, a Gela abbiamo vinto, contro l'Atletico Gela ce la siamo giocati alla grande, per cui abbiamo una classifica che meritiamo ampiamente, anzi forse ci manca qualche punticino.
Una volta che siamo lì ce la giocheremo fino alla fine per i playoff. Giusto. Allora, giro di opinioni velocissimamente con i nostri ospiti. Iozia, Io sei d'accordo? Sì, perché io conosco la realtà di Santa Croce, dove sono stato allenatore e giocatore anch'io, e quindi so che quello che ha detto la Vaccari è verità, è una società che bisogna prendere a modello. Però bisogna stabilizzarla nel campionato di eccellenza. Questo credo che Agnello, che è il presidente, sì, che salutiamo e ringraziamo, che sa benissimo quello che deve fare. Perfetto. Ci credo. Giro di opinioni anche veloce con Catania. Il direttore Anfuso, che ne pensi? Come andrà a finire questo girone? La Sicola Leonzio riuscirà insomma poi alla fine a tagliare il traguardo come prima in classifica? Ma penso proprio di sì, perché fondamentalmente ha un organico importante, una società importante, un presidente importante. Sono tutti importanti, l'abbiamo capito. È la società più solida a livello economico che c'è in questo momento nei 4 gironi di promozione, e basta guardare un attimino il tabellino di marcia. Hanno fatto credo solo un pareggio e una sconfitta, quindi questo è un tabellino di marcia molto importante. È anche vero quello che dicevano lì i tuoi ospiti, che parliamo di una piccola eccellenza. Cioè non dimentichiamo che ci sono 3 squadre di Gela, tutte e 3 ben attrezzate, però secondo me nel momento in cui la Leonzio ha già vinto, credo, o comunque abbia fatto diversi scontri diretti dimostrando la propria forza, credo che già il campionato è segnato. Io non dimentico mai il grandissimo allenatore che ha la Sicola Leonzio, perché secondo me è uno dei più bravi allenatori che c'è in questo momento, nulla togliendo i presenti ovviamente. L'ho cresciuto io, molto preparato. Quando facevo l'allenatore l'ho cresciuto io, quindi lo conosco molto bene Pierpaolo, quindi anzi lo saluto. Tra poco lo sentiremo nell'intervista. Grazie Sergio. Mister Barbagallo, tu invece cosa ne pensi? Come andrà a finire questo girone? La Sicola più avvantaggiata rispetto al gruppo di Gela, Santa Croce? La classifica per adesso dice di sì, quindi dobbiamo tener conto di questo. Sicuramente ha un organico di primissimo ordine, un bravo allenatore, per cui per adesso in questo momento sicuramente è la squadra favorita alla vittoria finale. Benissimo, grazie, rimanete con noi perché tra poco parleremo anche di prima categoria, parleremo anche di questo miracolo Belpasso, l'abbiamo già annunciato qualche secondo fa. Abbiamo Pierpaolo Alderisi, allenatore della Sicola Leonzio, in questo momento in vetta nel girone D del campionato di promozione, intervistato da Francesco Casicci. Guardiamo un po' l'intervista. Le partite sono semplici se le fai diventare semplici. Noi nel primo tempo abbiamo approcciato alla partita sia tatticamente che mentalmente per riuscire a renderla semplice, ci siamo riusciti e insomma sono contento, soddisfatto della prestazione dei ragazzi, anche se chiaramente loro sanno, io stesso so che il cammino è ancora lungo, è ancora difficile, è pieno di difficoltà, insomma, quindi non ci resta che continuare a lavorare e cercare di tenere il piede sull'acceleratore il più possibile. Mister, bisogna analizzare anche delle cose su questa partita, perché si è fatta una straordinaria fase di non possesso palla, soprattutto in mezzo al campo. Io ho esaltato Pietro Palazzolo perché è cresciuto molto nella quantità e si è fatto carico probabilmente anche di compiti che inizialmente non erano proprio suoi. Non so se sei d'accordo, mister. Sì, la domanda qual è? Su Pietro Palazzolo, proprio sulla crescita del gruppo nella fase di non possesso palla e di questo giocatore in particolar modo. Io credo che i ragazzi siano cresciuti tutti, stiamo lavorando molto durante la settimana analizzando insomma tutte le fasi di gioco, le 2 fasi di gioco e nel dettaglio il comportamento di ogni giocatore nelle varie situazioni. Questo aiuta i ragazzi chiaramente a crescere, quindi la crescita è chiaramente della squadra. Sappiamo che dobbiamo ancora migliorare tanto, sappiamo che c'è tanto lavoro da fare, che possiamo e dobbiamo dare sempre di più, nonostante le difficoltà che ogni settimana affrontiamo fra infortuni, squalifiche, ma dico questo fa parte del gioco, dobbiamo essere bravi ad adattarci e continuare a lavorare con grande piglio. L'ultima domanda, mister, è la seconda formazione, praticamente i secondi 11 consecutivi, non hai cambiato nulla rispetto all'1-0 dell'Atletico Catania, complice anche delle defezioni, delle squalifiche, questo ti ha agevolato, questi sono in questo momento gli 11 che meritano quindi.
È la prima volta che nell'arco di un campionato non cambiamo la formazione, ma credo che questo sia un frutto della casualità. Chiaramente noi scegliamo gli uomini anche in base all'avversario che affrontiamo, quindi i ragazzi sanno che ogni settimana in formazione ci possono essere delle novità, quindi oggi è andata così, è andata bene, la prossima settimana possibilmente ci saranno altre novità. Poi c'è una settimana di lavoro davanti e quindi voglio vedere anche come reagiscono i ragazzi e cosa mi fanno vedere per poi scegliere la formazione contro il Ragusa. Bene, era un bravo centrocampista, anche se con me giocava esterno a destra, però era molto bravo. Allora, con te ci dobbiamo congedare perché tra poco parlerà Alessio Patti del campionato di prima categoria. Mandici dei saluti e poi diamo la linea anche alla nostra splendida penaltina. Lascio il posto Vai. ad Alessio Patti e vi rimando alla prossima settimana. Una buona serata a tutti. Benissimo, allora a questo punto, carissima penaltina, tocca a te lanciare questo terzo gruppo pubblicitario e poi dopo ci sarà Alessio con la prima categoria e poi saluti. Okay, Infatti vai. rimandiamo la pubblicità, mi raccomando restate con noi, canale 11 qui su Penalty.